A Malga Canidi un incontro per fare il punto della situazione e pianificare il futuro. GAL Prealpi Dolomiti e Provincia stringono un patto per la valorizzazione del territorio per la programmazione 2021-2027. Ospite all'appuntamento, oltre al direttivo, anche tutti i soci partner del gruppo di azione locale. Il direttore Matteo Aguanno ha illustrato il bilancio di attività dell'ultimo periodo con 7,5 milioni di euro di progetti finanziati in 7 anni. 2 gli obiettivi per il futuro, la creazione di reti per le progettualità e un'alleanza tra istituzioni. La provincia promette di svolgere il proprio ruolo. Noi dobbiamo avere un ruolo di coordinamento di quelle che sono tutte le risorse che arrivano sul nostro territorio. Questo è un periodo storico importantissimo perché abbiamo degli eventi sportivi di straordinaria importanza, ma soprattutto abbiamo delle risorse da dover gestire bene. Penso che se riusciamo tutti a fare sistema e a mettere insieme quelli che sono gli stakeholders, i portatori di interesse, potremo fare un ottimo lavoro che ci permetterà e permetterà soprattutto al territorio bellunese di avere delle importantissime, secondo me, e significative ricadute. È una condizione necessaria, indispensabile, fondamentale che ci sia è che tutti quanti gli attori coinvolti in questa prossima programmazione, e qui oggi ce li abbiamo avuto ospiti che sono praticamente i nostri soci del GAL, stiano uniti e siano insieme e collaborino giorno per giorno per arrivare ad una definizione di una programmazione unitaria che consenta di utilizzare al meglio le molte risorse che noi abbiamo adesso. Il GAL svolgerà il ruolo di facilitatore. Il nostro ruolo è la nostra natura, noi siamo qui proprio per fare questo. Quello che interessa a noi è far sì che tutti quanti parlino tra di loro, si scambino idee, si scambino opinioni, si scambino anche i relativi progetti in maniera da riuscire a creare il giusto clima di fiducia e di collaborazione.